L'onda lunga del caso Mose arriva anche nel bellunese. Lo scandalo ha scosso anche gli ambienti politici locali e non sono mancate le reazioni. Tocca a Giovanni Piccoli, senatore e referente provinciale di Forza Italia, prendere posizione sull'inchiesta che ha visto coinvolti, tra gli altri, anche due suoi colleghi di partito, l'ex governatore veneto Giancarlo Galan e l'assessore regionale Renato Chisso. La reazione è di assoluto stupore relativamente a queste vicende. Naturalmente io sono garantista, se ci saranno delle responsabilità chi le ha commesse deve farsi da parte. Anche il Partito Democratico ha visto due suoi uomini colpiti dall'inchiesta, il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni e il consigliere regionale Gianpietro Marchese. Rispetto alla legalità non facciamo distinzione, insomma, e quando dico chiunque, con chiunque dico da qualunque parte politica stiano, insomma, dobbiamo essere molto fermi. Ripeto, piena indipendenza della magistratura e ognuno da un punto di vista personale dovrà rispondere delle proprie azioni. Resta per ora fuori dalle inchieste il partito di governo in Veneto, la Lega Nord. Momento invece la preoccupazione è che il Veneto ha di vedere un'opera importantissima come il Mose, che si troverà probabilmente ad avere un arresto o comunque un rallentamento. Chiede chiarezza subito il Movimento 5 Stelle. Abbiamo l'impressione che sia la punta dell'iceberg, nel senso che abbiamo così una visione di una nuova Tangentopoli veneta che va a prendere tutti i partiti di sinistra e di destra che hanno governato negli ultimi anni all'interno della regione Veneto e nei grandi comuni. È un sistema, noi crediamo che sia il sistema dei partiti sulla fine della Prima Repubblica, come anche questa Seconda Repubblica, che abbia comportato una scelta delle singole persone di poter approfittarsi del bene comune e quindi delle risorse messe a disposizione. Il caso Mose può portare a una crisi di governo in regione? Penso che Zaia e la sua giunta comunque abbiano lavorato in questi anni molto bene, abbiano degli obiettivi che vogliono raggiungere, quindi non metterà in discussione assolutamente quello che è il governo della regione Veneto. Non sono il Presidente della Regione e neppure ho competenza nell'ambito regionale, quindi non glielo so dire. Io credo che questa cosa comunque delle riflessioni importanti le deve attivare. Un sistema veneto è fortemente minato e messo in discussione, insomma, e credo che per i cittadini un'operazione di chiarezza e di rimettere al centro chi ha la volontà veramente di cambiare questa regione e di renderla più pulita vada assolutamente fatta.